Prego. Signor Zappero, lei ha in mano una piantina del restaurazione di questa zona. Ci può spiegare cosa si sta ritrovando qui sotto? Sì, noi siamo esattamente in questo punto, e vale a dire nell'area dell'antica peschiera della Giustiniana, della 6-700esca Giustiniana. Quello che noi vediamo lì presumibilmente è uno degli argini, effettivamente l'argine esterno della peschiera, che ha preso il posto nel 6-700 dell'antico postato castellano. Tutto il Castelnuovo di Mestre, praticamente oltre alla torre abbiamo il Torresino in via Torre del Fredo, nel gabinetto della Torre del Fredo, c'è la Torre Motta, c'è di visibile la fondazione in Piazzale Latinate del Torresino, detto appunto di Piazzale Latinate. Ebbene, qui si sta scavando per costruire un palazzo di 8 piani in un'area preziosa, di un sito di alta rilevanza storico testimoniale. Per cui noi chiediamo, come da tempo sostengono 68 associazioni e vari docenti intellettuali, di delocalizzare questo edificio, di portarlo in un sito alternativo, che sarebbe la soluzione più ragionevole, forse più conveniente anche per il costruttore, e di restituire il parco di via Pio X ai legittimi proprietari, e cioè ai cittadini di Mestre. In alternativa si può anche pensare comunque di salvaguardare i resti che stanno emergendo, alcuni noti come l'argine e altri di cui non si sapeva l'esistenza. Oltre appunto un ridimensionamento, cioè noi chiediamo in sostanza un ridimensionamento dell'edificio qualora non si possa spostare, un arretramento del fronte ovest per risolvere il contrasto dimensionale con la De Amicis e una realizzazione su palafitta o altre soluzioni che non vadano ad intaccare i reperti storici, perché io credo che nel momento in cui si va a liberare la torre, va bene, si leva dall'assedio di Celana, non si può sottoporre alle fondazioni della torre e il tracciato delle mura di Mestre, non può essere sottoposto a un nuovo assedio, all'assedio di un nuovo condominio di cemento. Questa è la richiesta, come ho detto prima, di 68 associazioni e di numeri contestuali e di 5.200 cittadini. Speriamo che quindi non abbiano considerazione. Ecco, noi a parte che la soprintendenza appunto è già sempre presente qua attraverso una società incaricata, noi ci aspetteremo che finalmente ci dicessero che anche sebbene siano dei ritrovamenti forse anche soltanto del 700, però penso che siano ritrovamenti importanti, in quanto il segno della peschiera è un segno topografico importante, in quanto il segno della peschiera testimonia di un'epoca felice per me, quando era all'apoteosi della struttura urbanistica, quando era la piccola Versailles, cioè una città piena di giardini, e questo era uno degli elementi caratterizzanti di quell'epoca. Riprendere la nostra